Pace a tutti e benvenuti al nostro culto Una cosa nuova. Io voglio invitarti ad alzarti in piedi in questo momento per cominciare questo culto clamando al Signore, pregando a Dio, mettendoci in contatto con Lui. Cos'è questa cosa nuova che Dio vuole fare? Io non lo so, non so cos'è che Dio ha preparato per noi. Non sono il profeta che rivelerà nella tua vita ciò che Dio vuole fare nella tua vita. Non sono il profeta che rivelerà ciò che Dio vuole fare nella tua casa, nella tua famiglia. Quello che so è che la parola di Dio ci dice costantemente che Gesù sta preparando qualcosa di nuovo per noi. Gesù dice che dobbiamo preparare degli otri nuovi perché vuole mettere il suo vino nuovo dentro di noi. Gesù dice che noi dobbiamo diventare delle nuove creature. Gesù dice, ecco io sto facendo una cosa nuova, la donna, ovvero la Chiesa che corteggia l'uomo, ovvero Gesù. Gesù dice, quello che avete visto fino ad oggi non è nulla in confronto a quello che io vi mostrerò, perché voi vedrete gli angeli salire e scendere dal cielo e venire in mezzo a noi. Sono sicuro che quello che Dio ha preparato per questo nuovo tempo, la nuova cosa che Dio ha preparato, sarà qualcosa che meraviglierà ognuno di noi. Ma io voglio invitarti in questo momento a pregare il Signore insieme a me, chiedendo la sua presenza qua in mezzo a noi. Sappiamo che già qua lo abbiamo sentito presente attraverso la prima lode che non hanno cantato ma hanno ballato il nostro gruppo di danza. Ma chiediamogli che la sua gloria questa sera possa riempire questa casa. Preghiamo insieme. Padre, nel nome di Gesù. In questo momento, Signore, vogliamo chiedere la tua presenza in mezzo a noi. Vogliamo chiederti, Signore, di farci vedere questi angeli salire e scendere dal cielo come tu ci hai promesso, Dio. Io ti chiedo, Signore, di visitare questa sera ogni persona che è in questo luogo, di visitare, Signore, ogni famiglia, di portare il tuo amore, la tua unione, la tua riconciliazione dentro ognuno di noi, Signore. Metti in noi un sentimento nuovo, un cuore nuovo, Padre, nel nome di Gesù, che è quello che questa sera e che nei prossimi mesi questa Chiesa vedrà possa essere qualcosa di puro che venga direttamente dal tuo trono. Io ti chiedo, Signore, questa sera scendi in mezzo a noi con la tua gloria, nel nome di Gesù. Amen. Facciamo un applauso al Signore. Alleluia. 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 Dichiariamo che Lui è glorioso. Amen.
Amém. Gira do tuo fratello e dici: Dio sia con te, che Dio possa parlarti in questo culto, che Dio possa ascoltare le tue preghiere, che Dio possa guarire il tuo cuore. Soprattutto dici così: se tu non hai sentito la presenza di Dio, Dio è qui, comincia a chiamare per Lui. Alleluia. Noi stiamo dichiarando che è un nuovo tempo, Dio farà una cosa nuova, ma noi dobbiamo essere questa cosa nuova che Dio farà. Noi vogliamo il risveglio, noi dobbiamo essere questo risveglio. Noi dobbiamo, le persone là fuori non saranno questo risveglio, ma noi dobbiamo essere questo risveglio. Padre, in nome di Gesù, Signore, noi vogliamo adorarti, Signore. Signore, noi vogliamo dirti, Signore, che noi vogliamo il risveglio, che noi vogliamo essere questo risveglio, Signore. Noi vogliamo essere usati da te per questo risveglio, Signore. Che questa cosa nuova, Signore, possa partire da noi. Che questo fuoco che continua a bruciare dentro noi, che la tua presenza, che la passione per te possa crescere, Signore. Spirito Santo, che cercare la tua presenza sia una ricerca giornaliera, Signore, sia un desiderio ogni giorno, Signore. Per questo noi ti richiediamo, Signore, riempi questa casa con il tuo Spirito Santo, riempi questo luogo, Spirito Santo. Dai spazio allo Spirito Santo da agire nel tuo cuore in questo momento. Pulisci la tua mente di ogni pensiero che ti porta fuori da questo luogo. Pulisci il tuo cuore da ogni tristezza che ti incatena fuori da questo luogo. Spirito Santo, noi ti chiediamo una pulizia completa nella nostra mente, nei nostri cuori, perché noi possiamo adorarti, Signore, in spirito, in verità, Signore. Non perché noi possiamo ingrandire il nostro nome, Signore, ma perché adorarti, Signore, è la cosa migliore che noi sappiamo e possiamo fare, Padre. Noi siamo nati per adorarti, Signore, quindi libera la nostra mente, Signore, da ogni pensiero negativo, da ogni tribolazione, da ogni offesa che noi abbiamo subito questa settimana. In nome di Gesù. Alleluia, Spirito Santo. Riempi questo luogo, riempi questa casa. Ti diamo libertà, scende il tuo spirito. Riempi questo luogo, riempi questa casa. Oh Spirito Santo, ti diamo libertà, che scenda il tuo spirito. Vieni, fai ciò che nessun uomo può. Vieni, fai ciò che non ho visto mai. Compi ciò. Ravvivaci, ravvivaci. Vieni, fai ciò che nessun uomo può. Vieni, fai ciò che non ho visto mai. Compi ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci, ravvivaci. Dichiariamo insieme, riempi
riempi questa casa, ti diamo libertà, ti diamo libertà, chi scende il tuo spirito. Riempi questo luogo, riempi questa casa. Oh, ti diamo libertà, scende il tuo spirito. Dichiari, vieni, fai, vieni, fai ciò che nessun uomo può, vieni fai ciò che non ho visto mai come ciò che è scritto in Gioele. Ravvivaci, ravvivaci, vieni fai ciò che nessun uomo può, vieni fai ciò che non ho visto mai come ciò che è scritto in Gioele. Ravvivaci, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito, che sia oggi, che sia adesso, vieni versa il tuo spirito. Mai compi ciò che è descritto in Gioele. Ravvivaci. Ravvivaci, Signore. Ravvivaci.
hai fuoco negli occhi, io no. Immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, vuoi abitare qui, vuoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, vuoi abitare qui, vuoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, vuoi abitare, Hai fuoco! vuoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, vuoi abitare qui, vuoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo. Io apro la porta al mio sposo amato, vuoi abitare qui, vuoi abitare qui. Vuoi abitare qui. Maranatha, ora vieni. Maranatha, Yeshua, Maranatha. Tu puoi alzare la tua mano così? Alza la tua mano e adora il Signore. Adora, 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 adora il Signore. Adora, adora, adora. Adora, adora. Adora, adora, adora. Eu posso sentire solo la voce della Chiesa che dichiara Yeshua.
sia oggi che sia adesso, Padre, vieni a versare su di noi il nostro spirito. La parola di Dio ci dice: esortatevi gli uni gli altri finché ancora si può dire oggi. È giunto il giorno per noi come Chiesa di guardare in faccia le nostre responsabilità come figli di Dio. È giunto il giorno per noi come Chiesa di guardare in faccia quali sono i nostri doveri, i nostri poteri come figli di Dio. È giunto il giorno per noi come cristiani di guardare Dio e dire: Padre, io voglio darti il mio meglio. È così che noi possiamo vivere il risveglio che abbiamo appena cantato. È così che noi possiamo ravvivare questo mondo. È così che possiamo permettere a Dio di ravvivare questo mondo. È giunto il giorno di noi come cristiani di dire: è oggi, di non tirarci più indietro. Dio conosce ognuno di noi e ci conosce perché Lui ci ha formati e Lui ci ha dato talenti e Lui ci ha dato doni e Lui ci ha dato una chiamata. Lui ci ha dato una chiamata. È attraverso la chiamata che Dio ti ha dato che noi possiamo vivere un risveglio, che noi possiamo vivere un ravvivamento, che noi possiamo vivere la cosa nuova che Dio ha per noi. Vivi la tua chiamata, vivi la tua chiamata. Dì a Dio: Dio, è oggi il giorno che io voglio essere riempito del tuo spirito per vivere quello che tu hai per me. Non voglio più tirarmi indietro, Padre. Amen. Amen. Padre, in nome di Gesù, facci vivere, Signore, questo risveglio, facci vivere questo rinnovamento. Faccelo vivere oggi, Dio. Faccelo vivere oggi, Dio. Che oggi sia il giorno, Padre, in cui ognuno di noi, Dio, toglie ogni barriera che c'è davanti al suo cuore e veramente si arrende a te. Veramente si dona a te, veramente decide di dare il suo meglio per te, Dio. Che oggi sia il giorno, Padre, in cui tu puoi usarci come i vasi, Signore, per i quali ci hai creato. Che oggi sia il giorno, Signore, in cui tu puoi riempirci con il tuo spirito, Dio. Alleluia. Nel nome di Gesù, Padre, scendi con un'unzione nuova sulla tua Chiesa questa sera. Con un'unzione nuova questa sera. Vogliamo più di te, Dio, vogliamo più di te. Vogliamo più di te, Dio. Alleluia, alleluia. Cantiamo ancora una volta Dio, Yeshua. Dichiariamo il suo nome. Dichiariamo il suo nome in questo momento e chiediamogli di scendere su di noi con il suo spirito. Dichiara il suo nome, dichiarando: io voglio te oggi nella mia vita. Io voglio più di te, Dio, più di quello che tu puoi darmi. Io voglio un'unzione nuova su di me, Dio. Io voglio non avere più paura quando sono fuori di qua, di dichiarare il tuo nome in mezzo alla nazione, di dichiarare il tuo nome in mezzo alla mia casa, di dire: io sono un figlio di Dio. Io voglio un'unzione nuova nella mia vita, Padre, per essere in grado di pregare, attraverso le preghiere portare cura, portare guarigione nelle vite delle persone, guarigione fisica, guarigione spirituale. Io voglio essere usato da te, Dio, in un modo nuovo.
Oggi è il giorno in cui Dio vuole mettere dentro di noi un potere diverso, vuole mettere dentro di noi uno spirito diverso, uno spirito che tolga la paura da dentro di noi, uno spirito che tolga ogni tipo di depressione dentro di noi, uno spirito che tolga ogni tipo di ansietà dentro di noi, ogni tipo di problema che ci affligge ogni giorno. E oggi è il giorno in cui Dio vuole mettere uno spirito di potenza dentro di noi, perché Lui ci ha promesso che avrebbe dato a noi il potere di scacciare scorpioni e serpenti. Questo potere oggi Dio lo vuole dare a noi. Apriamo il nostro cuore, apriamo il nostro vaso, affinché Dio possa versare il suo spirito su di noi. Lascia a Dio il permesso di entrare dentro di te oggi in un modo diverso, in un modo nuovo. Apri il tuo cuore a Dio questa sera. Apri il tuo cuore a Dio questa sera. Nessuno di noi può immaginare quello che Dio ha preparato per noi. Che sia oggi, che sia adesso, e versa il tuo spirito. Che sia oggi, che sia adesso, e versa il tuo spirito. Che sia oggi, che sia adesso, e versa il tuo spirito. Che sia oggi, che sia adesso, e versa il tuo spirito.
applauso al Signore Gesù Cristo, il nostro Signore, il nostro Salvatore. Alleluia. Io so che oggi noi possiamo vivere una cosa nuova per un semplice motivo, perché lo Spirito Santo di Dio è qua in mezzo a noi. E se dove c'è lo Spirito ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile. Io voglio invitarti a sederti alcuni minuti in questo momento. Sandro, se puoi accendere le luci. Letizia, fammi un piacere, puoi chiamare i bambini che tra un po' loderanno il Signore, guideranno la nostra lode. In questo momento voglio visitare i presentanti di questa sera. Voglio presentare i visitanti di questa sera. Sono qua con noi oggi Bianca, che è amica di Adriana, giusto? E lì ci sono Walter e Paola, Walter è cugino di Junior, nostro fratello Junior. Cosa può dire la Chiesa? Siete benvenuti in nome di Gesù. Amen. Bianca, Walter, Paola, questa è la casa del Signore, voi qua siete benvenuti oggi, sarete sempre benvenuti. Il desiderio di tutti quanti noi è che possiate sentire un po', possiate ricevere un po' questo spirito che noi sentiamo che è qua presente in mezzo a noi, e possiate portarlo nelle vostre case questa sera. Amen. In questo momento diamo alcuni avvisi. Abbiamo come sempre il mercoledì il nostro culto ricarica alle 8:30, alle 8 scusate, prima del culto c'è la preghiera della Chiesa. Questa settimana sarà guidata dalle nostre bravissime donne, dal Ministero delle Donne. Oltre a questo siamo in ritardo, lo so, scusateci, con il ritrovo uomini della zona lago. Questa settimana in nome di Gesù provvederemo a recuperare. Leonardo fa così col dito, è lì che ci sta aspettando. Non vediamo l'ora di venire a casa tua, Leonardo. Quindi questa settimana ritrovo uomini, in nome di Gesù vogliamo andare lì al lago, cercheremo di esserci. Lo so che Sandro lavora fino a tardi, ma andremo, questa settimana andiamo. Dopodiché abbiamo come avviso... Amen. Domenica prossima, questa settimana noi parleremo solo di Adorando il Re, sentirete parlare di Adorando il Re, perché questa settimana organizzeremo tutto per l'evento che sarà domenica prossima qua. Quanti di voi ci saranno? Più mani. È un evento che saranno fino adesso 5 chiese che hanno confermato, c'è un predicatore che viene da Treviso, quindi sarà un momento di gioia nella presenza del Signore. Amen? Che ho già detto che ha delle disponibilità per aiutarci in questo giorno, per aiutarci, abbiamo tanto da fare, quindi abbiamo bisogno di tante persone, venite a parlare con me dopo il culto, e questa settimana organizzeremo tutto e aspettiamo che ci sia tutti voi qua domenica prossima. Amen. Ultimo avviso, come avevamo già detto, lo confermiamo, il 10 luglio, domenica 10 luglio, quindi adesso abbiamo dei fine settimana molto pieni. C'è anche il compleanno di Elia, una delle prossime domeniche da fare. Sarebbe il 4, è lunedì, ma non lo facciamo di lunedì. Il 10 luglio alle ore 10 faremo i nostri battesimi, sarà sempre a Sirmione, nel posto in cui andiamo tutti gli anni. Tutta la Chiesa è benvenuta a venire, sarà un momento di gioia in cui ci sono già dei candidati che entreranno nelle acque del battesimo. Questa mattina abbiamo fatto la prima lezione del discepolato. Io vi invito a pregare per tutti coloro che si preparano per questo giorno. Sappiamo che i giorni prima del battesimo sono giorni difficili per ogni persona, pieni di dubbi, pieni di ansietà, ma in nome di Gesù che lo Spirito Santo di Dio sia il più forte nelle menti, nei cuori di coloro che stanno per compiere questo importantissimo passo. Quindi il 10 luglio saremo a Sirmione a fare i nostri battesimi. In questo momento invito i bambini che
guideranno la lode della Chiesa. Facciamo un applauso ai bambini finché entrano. Amen. So che volevate il bis, forse alla fine del culto facciamo il bis. In questo momento ti invito a alzarti in piedi, prendere la tua offerta, prendere la tua decima, facciamo un momento per consacrare le nostre offerte al Signore. Tu che hai portato i tuoi 10.000 euro, sei benvenuto a lasciarli. Tu che hai portato il tuo euro, l'offerta della vedova è quella che a Gesù piace di più. In ogni caso, ciò che Dio ha messo nel tuo cuore, che veramente venga dal tuo cuore, che nulla venga fatto con costrizione, come c'è scritto nella parola di Dio. Al nostro Dio piace un donatore gioioso. Lo sappiamo che l'opera da fare qua è tanta, ogni volta vediamo qualcosa di nuovo, qualcosa muoversi in questo luogo. Sappiamo che tutto ciò che viene versato alla casa del Signore viene usato per l'opera di Dio, ma io ti chiedo veramente, solo ciò che viene dal tuo cuore porta alla casa del Signore. Preghiamo in questo momento, Padre, nel nome di Gesù. Io ti chiedo, Signore, di santificare, consacrare, Signore, le nostre decime, le nostre offerte, Signore, tutto ciò che Tu hai messo nel nostro cuore, Signore. Noi oggi te lo diamo, perché sappiamo, Padre, che in realtà tutto ciò che abbiamo, Signore, è grazie a Te. Oggi ti ridiamo, Signore, semplicemente ciò che Tu ci hai già donato. Io ti chiedo, Signore, nel nome di Gesù, di visitare ogni casa che è qua presente e di benedirla con il tuo spirito, Signore, con ogni tipo di prosperità che a te gradisce, Signore, che sia materiale, che sia soprattutto spirituale, Signore. Dona il tuo amore nelle nostre case, nel nome di Gesù. Amen.
parole non basteranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto certo finirà, mentre tu, mio Dio, mai alla fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è so che meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, alleluia. Le parole passeranno mai per esprimerti gratitudine. Questo canto mio certo finirà, mentre tu, ma una fine avrà. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, ma so che meglio da offrire a un re è un cuore che canta alleluia, oh, anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh, anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh, anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh, anima mia, non devi temere più, canti saprai che vive un leone all'interno di te.
Amen. Ancora una volta lo Spirito Santo ci ha guidato a invitare il pastore Farinelli. Lui è un nostro amico. Io ho sempre sostenuto davanti all'Andrea e anche a lui gli ho riferito che molte delle sue prediche sono state quelle che mi hanno portato alla mia conversione ancora circa 12 anni fa ormai. Io voglio invitarti a alzare la tua mano verso di lui per pregare per lui in questo momento affinché lo Spirito Santo possa fare un'azione nuova oggi, che lo Spirito Santo passi attraverso di lui, venga a noi e in noi possa compiere il suo nuovo. Ricordando che insieme al pastor Carlos Farinelli oggi è qua anche il presbitero Claudio della sua chiesa che l'ha accompagnato in questo viaggio missionario affinché lo Spirito Santo potesse portare una cosa nuova in mezzo a noi. Padre, nel nome di Gesù in questo momento, Signore, io voglio presentarti questo tuo figlio che, Signore, tu hai addestrato per questo momento. Sono sicuro, Signore, che tutto ciò che tu hai messo nel suo cuore, tu lo porterai a noi, Signore, attraverso la sua voce. Io ti chiedo, Padre, che ogni parola che oggi uscirà dalla sua bocca possa venire direttamente dal tuo trono, Signore, e possa entrare dentro di noi, compiendo un'opera nuova nelle nostre vite. Nel nome di Gesù, benedici questo momento il pastor Farinelli e la tua chiesa. Amen. Vi saluto nella pace del Signore. Potete accomodarvi. Per me è un piacere grandissimo essere ancora una volta con voi, Pastore Enrico e Andrea, con tutta la Chiesa, nostri amici che abbiamo qui a Verona. E porto anche il saluto della mia moglie, missionaria Shirley. Non ha potuto venire perché è andata a Portogallo a predicare lì in una chiesa e è tornata troppo stanca. È rimasta lì, ma vi manda un saluto e un abbraccio in Cristo Gesù. Amém? Glória a Dio. È un piacere poter parlare della parola di Dio, che è un alimento alle nostre anime. La lode è meraviglioso. A me piace lodare il Signore. Il momento della lode, un momento che lo Spirito Santo si muove dentro di noi. Alleluia. Quanti hanno sentito la parola, la presenza di Dio nella lode questa sera? Alleluia. E la parola di Dio è sempre una bussola, una guida per la nostra vita. E mi ha parlato Enrico del proposito di questo culto, di un rinnovo, una cosa nova, em um tempo que estamos vivendo. Sapete que nosso Dio é Dio de coisa nova? Amém? Lui é lo stesso. Lui não cambia. Ieri, hoje e eterno. Però il suo modo di parlare, di agire è diverso em ognuno di noi. Nós siamo dei vasi che il Signore ha chiamato. Non sei stato tu che hai scelto il Signore, ma il Signore ti ha scelto e ti ha chiamato. E questa chiamata è una chiamata speciale. E non è perché tu sia fermo, ma è perché tu possa adoperare nell'opera del Signore. Alleluia. E il tema è stato scelto 2 versetti della parola di Dio, Isaia capitolo 43, versetto 18 e 19. Scusate come sempre mio italiano, eh? Non ricordate più le cose passate, non considerate più le cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova.
essa germoglierà, ma la riconoscete voi? Sì, aprirò una strada nel deserto, farò scorrere fiumi nella solitudine. Amém? Glória a Dio. Io credo che lo Spirito Santo è qui questa sera. E questo proposito è arrivato al trono della grazia di Dio. Perché ogni volta che noi mettiamo qualcosa come un proposito al bene del Signore, della sua opera, al bene della Chiesa, delle persone che sono vicine a noi, il Signore stende le sue mani e benedice il nostro proposito. In questa parola di Isaia, sapete che Isaia è stato un profeta usato nelle mani di Dio in un tempo molto difficile, quando Israele era in cattività e avevano perso la speranza, avevano perso quello che è più importante nella vita di un essere umano, la libertà. Ero lì, stavo pensando, noi, Chiesa del Signore, dobbiamo ringraziare a Dio perché abbiamo questa libertà di venire nella casa di Dio e lodare il suo nome santo. Israele era in una situazione che loro non potevano andare al Tempio, offrire dei sacrifici, lodare il Signore, perché erano in cattività, erano schiavi in Babilônia. Tutto quello perché hanno scelto di fare delle cose che non piaceva a Dio, di andare contro la sua parola e fare quello che non era giusto davanti al Signore. Ma Dio è il Dio di perdono, sì o no? È il Dio di un ricominciare. Quando noi perdiamo la nostra fede, quando noi perdiamo la nostra fiducia nel Signore, allora è un momento che lo Spirito Santo ci tocca, perché noi possiamo ricominciare. Cominciare è più facile, ma alzarsi di nuovo non è tanto facile. Ci vuole sforzo, proposito. E questa Chiesa ha un proposito di fare quello che deve, come Chiesa del Signore, in questo tempo che stiamo vivendo. Isaia, quel profeta che all'inizio di questo libro possiamo trovare un profeta che si preoccupava con il problema degli altri. Guai a questo, guai a quello. Fino al capítulo 5, Isaia stava sempre parlando di guai a qualcuno. Vedeva solo il problema degli altri. Ma nel capítulo 6, lui ha avuto un incontro con il Signore. E lui ha avuto una visione. In questa visione, Isaia ha visto il trono del Signore. Sapete, fratelli, che i nostri problemi oggi è quando perdiamo la visione della gloria di Dio. Se tu hai perso la visione della gloria di Dio, io credo che questa sera il Signore possa farti vedere la sua gloria manifestada. Alleluia. Perché Lui è qui, io sento la sua presenza. Tu puoi vedere la gloria di Dio oggi. Se la tua visione está ofuscada,
se tu hai perso la visione. Mentre Isaia guardava la vita degli altri, lui non vedeva la gloria di Dio. E questo ci insegna che noi dobbiamo guardare in noi la nostra situazione. In quel momento che lui ha avuto quella visione, lui non diceva guai a questo, guai a quello, ha detto guai a me, che sono un uomo di labbra impuri e abito in mezzo a un popolo che anche loro hanno sue labbra impuri. Ma in quel momento lui ha visto um querubino que prende um instrumento e prende um carbono aceso dell'altare e toca nella sua boca. E lui è stato purificato. Alleluia. Il Signore vuole purificarti questa sera. Purificarti. Alleluia. Io credo nella manifestazione dello Spirito Santo di Dio questa sera. Il Signore ti toccherà. Qualcosa cambierà nella tua vita questa sera. Perché il Signore è qui presente con le braccia, con carbone acceso dell'altare per toccare nelle nostre labbra e cambiare la nostra vita. Há um cambiamento nella vita di Isaia. Adesso lui passa ad essere un profeta messianico che parla della venuta del Messia. Sappiamo che lui ha profetizzato la venuta di Gesù, nato da una vergine. Immaginate in quel tempo le persone ascoltando quelle profezie, non credevano. Ma la parola di Dio, quando Dio parla, Lui compie la sua parola. Alleluia. Se il Signore ti ha fatto una promessa, credi, Lui compierà questa promessa. Quanti credi nel Signore e nella sua veracità? Alleluia. È Isaia, il suo nome che vuol dire salvezza, è un profeta messianico. E noi siamo arrivati in questo capitolo 43. Il capitolo 53 parla della sofferenza del Messia. Ma anche in questo capitolo troviamo delle parole importantissime. Perché Israele in cattività. Il Signore viene da loro attraverso il profeta e fa una promessa meravigliosa. Alleluia. E la prima cosa che il Signore parla: non ricordate le cose passate. Noi abbiamo passato una pandemia, giusto? Le chiese stanno soffrendo la conseguenza di questa pandemia, perché ci sono tanti fratelli e sorelle che non hanno tornato più ad essere come prima. Hanno sofferto una specie di scoraggiamento. Non riescono più a prendere quella vita come era prima. Tanti di noi abbiamo passato per momento di dolore, come la nostra famiglia. Mia moglie ha perso la sua mamma, suo fratello e la sua sorella in una settimana, per motivo di Covid. E lei era abbattuta, stava molto triste. Si mette a pregare. E Dio lhe parla: preocupa-te com a tua vida, perché loro já hanno vinto. E tu sei ancora qui. E il Signore ha portato una pace nel suo cuore. Alleluia.
È questo che Dio vuole fare questa sera, che tu non ti ricordi delle cose passate. Le cose passate sono didattiche, servono come insegnamento, ma non puoi lasciare la tua vita attaccata in questo passato. Il Signore vuole fare una cosa nuova. Il Signore vuole dare una unzione nuova. Alleluia! Lui è lo stesso, ma Lui opera della maniera che Lui vuole nella nostra vita. Importante è che noi apriamo i nostri cuori. Isaia ha aperto il suo cuore e Dio lo usa per portare questo messaggio. Alleluia. Qui nella parola possiamo trovare nel versetto 22 che dice così: ma tu non mi hai invocato, ó Giacobbe, anzi ti sei stancato di me, ó Israele. Il popolo era stanco perché non serviva a Dio per amore, serviva a Dio come un obbligo. E una relazione quando non è per amore è insustentabile. E nel versetto 24 il Signore parla: non mi hai comprato con denaro la canela, non mi hai saziato con grasso dei tuoi sacrifici, invece tu mi hai gravato con i tuoi peccati, mi hai stancato con le tue iniquità. Allora non era solo il popolo che era stanco, anche Dio si era stancato. Per motivo di questa mancanza di amore. Noi siamo qui, fratelli, perché amiamo Gesù, sì o no? Alleluia, perché lo serviamo per amore. Perché Lui ha rivelato chi è Dio. Dio è amore. E Gesù è venuto per rivelare questo Dio che noi non conoscevamo. Ma adesso possiamo conoscere perché Gesù ti ha fatto rivelare il Padre. Alleluia, gloria a Dio. E la parola in questo capitolo 43 inizia dicendo: ma ora così dice l'Eterno che ti ha creato, ó Giacobbe, colui che ti ha formato, ó Israele. Chi ha creato ognuno di noi? Chi ti ha chiamato? Chi ha formato questa chiesa? Chi ha formato questa famiglia? Perché noi siamo una famiglia spirituale. È per questo che noi aiutiamo uno agli altri, perché apparteniamo a una famiglia, la famiglia di Dio. Alleluia. E la Chiesa compreende il proposito che Dio mette nel cuore dei suoi pastori, perché ha una comunicazione spirituale. Alleluia. Lo stesso Spirito che abita in me, abita in Enrico e abita in ognuno di voi. E è lo Spirito Santo che comunica alla Chiesa la volontà di Dio. E quello che Dio vuole per nostro tempo è che noi ci mettiamo a disposizione perché Lui possa fare cose nuove nella nostra vita. Alleluia. Lui vuole fare cose nuove nella nostra vita. Alleluia. Questa è la promessa che il Signore ha fatto. E nella continuazione di questo versetto sta scritto: non temere, perché io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, tu sei mio, dice il Signore. A chi tu appartieni? A Dio. Lui prende cura di te? Sim ou não? Tu credi che Lui prende cura di te? Della tua famiglia? Della tua casa? Alleluia!
tu sei mio, dici Signore, io ti ho redento, ti ho chiamato. Alleluia. Allora vuoi dire che Dio è un Dio creatore. E Lui ha creato il mondo. Sempre penso in questo, Enrico. Noi serviamo un Dio che ha creato il mondo, l'universo, le stelle, la terra, tutto quello che esiste è stato creato dal nostro Dio. Per questo non possiamo perdere la fede, perché Lui è potente per fare miracoli quando noi abbiamo di bisogno. Alleluia! Quando tu preghi, il Signore ti ascolta. Lui ti ascolta. E Lui opera. A volte il Signore opera di un modo subito, a volte il Signore ti prova. Possiamo vedere che Gesù ha guarito diversi ciechi, ma ognuno il Signore ha fatto di modo diverso. E Dio usa ognuno di noi in un modo diverso. Non è uguale. Tu sei unico. Il Signore ti ha creato di un modo unico. Tu sei speciale nelle mani di Dio. Alleluia. Tu credi così? Amém? E la parola continua. Dio ha scelto ognuno di noi. E questo amore che Lui ha per ognuno di noi è un amore che ti fa ricominciare. Cose nuove, un nuovo tempo Dio ha preparato per questa Chiesa. Questa porta è stata aperta per il Signore e l'inferno non può chiuderla. La porta che Dio apre, nessuno chiude. E quest'opera è stata aperta dal Signore e continuerà con il suo proposito di guadagnare anime al reino del Signore. Alleluia! Glória a Dio! E Dio ti ha chiamato per questo tempo. Come la parola ti insegna che la regina Esther è stata scelta per un tempo specifico. E in questo tempo siamo noi qui, a Verona, a Vicenza, che Dio vuole usare. Alleluia. Per questo dobbiamo aprire i nostri cuori e chiedere, Signore, qual è la tua volontà per la mia vita? Io so che la volontà di Dio è buona, perfetta e piacevole. Alleluia. E se noi vogliamo fare la volontà di Dio, noi troveremo questo piacere, questo amore, questa grazia. Alleluia. E la parola continua. Io sono. Quando passerai attraverso le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, não te sommergeranno. Quando caminharai em meio ao fogo, não sarai bruciado, e a fiamma não te consumirá. Deus está falando a um povo que erano triste, erano scoraggiati, não avevano più esperança, guardavano indietro. Il Signore aveva chiamato Abramo, la sua famiglia, e ha creato un popolo, e adesso loro stavano sendo distrutti per una nazione diversa. Ma il Signore voleva rialzare quel popolo, mettere lui di nuovo nella posizione che Dio vuole. Dio ha una posizione per ognuno di noi.
e Dio vuole che tu sia messo in questa posizione, alleluia, in una posizione che tu possa essere usato dalle mani del Signore. E la parola continua, alleluia, non temere, versetto 3, perché io sono l'Eterno, il tuo Dio, il Santo di Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto, Etiopia e Seba al tuo posto, perché tu sei prezioso ai miei occhi, e onorato, e io ti amo. Io do uomini al tuo posto e popolo in cambio della tua vita. Di nuovo il Signore parla, non temere, perché io sono con te. Farò venire la tua progenie, dall'est, da ovest. Il Signore sta promettendo, sta facendo delle promesse e chiedendo al suo popolo di non temere, perché Lui era lì presente. Alleluia. Dio è presente con noi, nella nostra vita. Dove tu calpesti il tuo piede, lì c'è la presenza del Signore. Alleluia. Quando tu esci di questa casa, il Signore esce con te. Dove tu vai, il Signore è presente. E Lui ti sta dicendo, non temere, perché io sono con te. È una parola che a volte sembra normale, ma è una parola importante. Se noi crediamo che Dio è con noi, veramente non dobbiamo temere. Non temere niente, il futuro, il presente, quello che sta succedendo in questo mondo. Non dobbiamo avere paura, perché Dio è con noi. Alleluia, Dio è con te. La tua vita è preziosa e è nelle mani del Signore. Io voglio che tu sappia che Dio vuole fare cose nuove nella tua vita. Alleluia, la Chiesa arriverà a questo proposito se ognuno di noi prendiamo a sério questa parola. Dio è con me, io non devo temere quello che mi possa fare gli uomini. Alleluia, gloria a Dio. In questo momento il Signore continua a parlare. Alleluia. Versetto 10. I miei testimoni siete voi, dice l'Eterno, insieme al servo che ho scelto, affinché mi conosciate e crediate in me e comprendiate che io sono. Prima di me nessuno Dio ha formato e dopo di me non ve ne sarà alcuno. Alleluia. È un Dio unico, un Dio che non esiste un altro fuori di Lui. Alleluia. È un Dio potente. Alleluia. E Lui vuole che noi possiamo conoscerlo. E possiamo conoscerlo soltanto se abbiamo una relazione intima con Lui. Purtroppo, ci sono credenti che non hanno una relazione con Dio. Non pregano, non legge la sua parola, non cerca di stare nella sua presenza. Ma coloro che cercano Dio, Lui si fa presente. Alleluia. Lui apre la nostra conoscenza. Lui apre il nostro intendimento e noi passiamo a conoscere attraverso di Cristo, che è nostro Dio. Alleluia,
Glória sia data in nome del Signore. Prima dell'inizio del tempo io sono sempre, io sono sempre lo stesso. Il Signore è lo stesso, ma Lui fa coisa diversa. E eu estou credendo que com esta sera Dio fará coisa diversa qui questa sera. Aleluia! E eu contemplo a glória del Signore se manifestando attraverso di questa parola nei nostri cuori. Aleluia! Così dice l'Eterno, che apre uma estrada nel mare e um sentiero fra le acque potenti. Aleluia. E arrivando a questo versetto 18, non ricordate più le cose passate. Aleluia. Le cose passate servono di esempio, però non può essere un giudice che porta condanna alla nostra vita. Ci sono persone che si aggrappano al passato. Prima era così, io facevo così. E ricorda del passato, quando tu era um instrumento nelle mani di Dio, quando tu faceva delle cose nel nome del Signore. E hoje tu está vivendo de passato. Não, il Signore vuole che tu lascia il passato e viva il presente e il futuro che il Signore ha per ognuno di noi. Alleluia. E com questo spirito, com questa conoscenza, il Signore parla in questi versetti anche del presente. Non la riconoscerete voi? Una domanda. In portoghese questo versetto parla che sta avvenendo una luce. E quando la nostra visione è come una câmera che sta sfocata, giusto? Che non sta com o foco perfeito, non vede bene. Si vede qualcosa di turvo. Ma quando la nostra visione è pulita, noi possiamo vedere la luce di Dio che sta avvenendo. La manifestazione dello Spirito Santo che sta arrivando nella nostra vita. Alleluia. Qui ci sono delle persone che Dio vuole alzare. Dio vuole che tu dimentichi il passato. E guarda il presente che il Signore si sta manifestando. E questa è promessa. Io aprirò una strada nel deserto. Io mai sono stato in un deserto, ma possiamo conoscere attraverso di film. Un deserto non c'è una strada. Se uma pessoa não sabe dove está andando, finisce per morire, mas il Signore está prometendo aprire una strada nel deserto. Tu não caminherai a lermos, tu caminherai nella strada que il Signore está aprendo. Lui está aprendendo na estrada e está facendo delle cose nuove. E eu credo così, fratelli, perché nella parola di Dio c'è potenza e quando Dio parla, Lui cumpre la sua parola. Una cosa nuova io faccio nella tua vita. È la promessa del Signore. Se tu credi, tu vedrai la gloria di Dio. Mi piace tanto la lettera di Paolo ai Filippesi, perché Paulo ha predicato in quella chiesa. E lì il Signore ha aperto una porta. E i Filippesi, Paulo ha scritto una lettera di ringraziamento, una lettera di gioia.
per vedere la manifestazione di quei fratelli che avevano piacere in servire il Signore in ogni modo, nella conoscenza del Signore, e avevano dei frutti che glorificavano il nome del Signore. Alleluia. Quando noi osserviamo questa piantazione, lavoura di uva, ogni anno si deve podare, sì o no? Ogni anno, perché la pianta possa produrre frutti. Esiste um momento nella nostra vita che Dio permette delle cose perché noi possiamo produrre più frutti. È il momento che il Signore sta trattando con ognuno di noi. Israele era in questa situazione, ma la promessa di Dio era questa: io farò una cosa nuova. Io compierò le mie promesse nelle vostre vite. Voi non sarete distrutti, anche se hanno sofferto tanto, ma l'amore del Signore per Israele è lo stesso amore per questa Chiesa. È lo stesso amore di Dio per ognuno di noi. E se tu credi, il Signore farà una cosa nuova nella tua vita. Alleluia! Il Signore mostrerà a te una strada, anche se sia em um deserto. Em um deserto não c'è strada, mas il Signore è Dio potente che può aprire una strada nel deserto. Alleluia! Glória a Dio! Farò scorrere fiumi nella solitudine. Questa parola in portoghese è aprirò um fiume nell'ermo, um posto sperduto, um posto que não c'è niente, ma è lì che Dio fa miracoli. Quando tu pensa que não c'è soluzione, quando tu pensa que não há uma via de uscita, è lì che Dio opera un miracolo nella nostra vita. Alleluia! E se tu credi, Dio farà cose nuove nella tua vita. Aggrappa in questo proposito. Il Signore voleva che il suo popolo credesse in questa parola. E Dio ha compiuto. Ha usato Ciro, ha usato il suo servitore per fare Israele tornare alla sua terra, a ricostruire le mura, a ricostruire il Tempio e tornare a servire il Signore, perché questa era la promessa: io farò una cosa nuova. Alleluia! Tu non stai vedendo una via di uscita, ma Dio ha una via di uscita per te questa sera. Soltanto credi e apri il tuo cuore e lascia che il nuovo di Dio entra nella tua vita. Come può essere questo? È per fede, non è per la visione, è per fede. Dio sta facendo delle cose nuove. Alleluia! Se tu credi nel nome di Gesù, apri il tuo cuore in questo momento. Io voglio fare una preghiera nel nome del Signore Gesù. Alleluia, alleluia, glória sia dato il nome del Signore. Tu puoi ricominciare da oggi. Se tu ha perso quella strada che tu stava camminando, sei tornato indietro, il Signore vuole alzarti questa sera con le mani potenti e sta dicendo: non temere, perché io sono con te. Facciamo uma preghiera in questo momento. Signore, nel nome di Gesù, la tua parola, Signore, è vita. La tua parola, Signore, è grazia, è potenza nella nostra vita. E il Signore sta mettendo questo proposito, Signore, di questa Chiesa cercare cose nuove, Signore. Un nuovo tempo, Signore.
um novo propósito, uma nova forma di servirti, Signore, di portare le persone, Signore, alla tua casa, al tuo regno, Signore, di guadagnare anima, di lavorare per te, Signore. Tu conosci o proposito di ognuno, Signore, qui presenti. Dio, nel nome di Gesù, io dichiaro, Padre, miracoli nella vita di ognuno, Signore, miracoli nella vita, nella casa di coloro che stanno aspettando, Signore, questo miracolo meraviglioso. Signore, noi crediamo in te. Togli via, Signore, ogni preoccupazione del passato. Apri la nostra visione del presente, Signore, e fa con che noi possiamo credere nel futuro che il Signore ha per ognuno di noi. Nel nome di Gesù. Amém e amém. Amen. Io voglio invitarti a sederti in questo momento. Vorrei avere l'onore di invitare alcune persone. Il nostro fratello Alberto e insieme a lui la nostra sorella Melia. Chiamo qua anche il pastore Farinelli e la pastora Andrea. Leggerò un versetto che si trova nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, il capitolo 2, il versetto è il versetto 15, che dice così: sforzati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo o una donna approvato, un operaio che non abbia di che vergognarsi e che tagli rettamente la parola della verità. Amen. Quello che Dio ha messo nel nostro cuore in questi ultimi mesi è quello di cominciare un nuovo tempo per la Chiesa, un nuovo tempo per ognuno di noi, un nuovo tempo per le nostre vite, per le nostre famiglie, per la nostra vita spirituale, un nuovo tempo per questo luogo, un nuovo tempo di tutto. E questo nuovo tempo è anche un nuovo tempo che parte da un nuovo tempo ministeriale della nostra Chiesa. Quello che Dio ha messo nei nostri cuori è quello di portare oggi Alberto e Melia, se la Chiesa è concorde, ad essere cooperatori della Chiesa, essere consacrati cooperatori della Chiesa. Io voglio testimoniare di Alberto, perché Alberto, ho sempre detto, l'ho detto anche sul pulpito, l'ho detto a tante persone, che Alberto è per me un Davide, no? L'uomo con il cuore secondo Dio. Vediamo in Alberto tutta la sincerità che un cristiano deve avere, anche la sincerità nel vestirsi. Gli ho detto: Alberto, vieni in giacca. Questo è il cuore sincero che Dio ha messo in lui. Quando abbiamo consacrato cooperatori l'anno scorso, se vi ricordate, Alberto fu l'unico di tutto il gruppo che disse no, io non me la sento. Il suo no poteva sembrare quasi una delusione per noi, o un aver disprezzato la nostra scelta, la guida di Dio, quanto invece per me è stato semplicemente la conferma del suo cuore, che è un cuore sincero davanti a Dio. E è successo qualche mercoledì fa che io stavo pregando e ho detto a Dio: Dio, cosa facciamo con Alberto quest'anno? Ci proviamo di nuovo. Io lo so che lui merita questo, lui merita una crescita, lui merita questo titolo davanti al suo nome, perché è una persona che ha un cuore rivolto a te, disposto per te, ha un cuore secondo il tuo, Padre.
però non vorrei che mi dicesse un altro no. E tu sai, Dio, quanto io personalmente vorrei che diventasse cooperatore. E Dio mi ha risposto così: se questa sera, era un mercoledì, se questa sera Alberto viene al culto, allora è pronto per diventare un cooperatore. E Alberto non viene tutti i mercoledì al culto, quindi avevo un po' timore. Infatti Dio mi ha detto così: per mettere alla prova la tua fede tu dovrai dire all'Andrea che questa cosa, se Alberto viene al culto, allora gli proporremo ancora una volta di diventare cooperatore. Ma io avevo così voglia di consacrare Alberto cooperatore che ho detto no, meglio che non lo dico neanche all'Andrea, faccio finta di niente, dopo se viene gli dico che avrei dovuto dirglielo, altrimenti faccio finta di niente, poi magari chissà Dio mi dà un'altra conferma nei prossimi giorni. Invece sono arrivato in chiesa, sono preso da parte dell'Andrea con molta paura, ma ho preso tutta la mia fede in mano, ho detto guarda, se oggi Alberto viene al culto, ancora una volta gli proporremo di diventare cooperatore. Dopo qualche minuto Andrea si è messa a ridere, io mi sono girato e ho visto che Alberto era appena entrato in chiesa. Il giorno dopo eravamo già lì che stavamo parlando e la sua risposta è stata subito sì. Quindi oggi noi presentiamo Alberto alla chiesa come cooperatore. Amen. A me il compito di parlare di Melia. La conoscete, lei è con noi da 1 anno e 3 mesi. Vi posso dire di Melia che la Melia non è stato un lavoro difficile, perché dobbiamo onorare la persona che è venuta prima di noi. Il pastore Titi che l'ha cresciuta e l'ha insegnata così bene, è elevata una grande potenza, una grande donna. Noi è venuto solo per aiutare in questa chiesa, non ha dato nessun disturbo, nessuna difficoltà, non c'è, è sempre presente, vuole sempre aiutare, vuole sempre essere disponibile all'opera del Signore. E io dico sempre una cosa: chi Dio chiama è già lì che sta facendo quello che Dio chiama. E quindi la Melia è più che una cooperatrice oggi, e lei fa tutto in questa chiesa, qualsiasi cosa tu dici, lei dice io sono disponibile a fare. Quindi lei è arrivata per aiutare nella crescita di questa chiesa. E ci ha aiutato questo 1 anno e mezzo che lei è rimasta con noi, che lei è con noi, ci sarà con noi. Ha dato tanto a questa chiesa, ha aiutato tanto questa chiesa, è diventata una leader. E lei quando è arrivata era già pronta per essere una cooperatrice, perché è stato un lavoro eccezionale quello che ha fatto il pastore Titi nella sua vita. Quindi io credo che lei è stata mandata da Dio per aiutare questa chiesa. Amen. Io vi chiedo se potete inginocchiarvi qua, io, il pastore Farinelli e la pastora Andrea pregheremo per voi in questo momento, per consacrarvi come cooperatori della casa. Amen. Se tu puoi stendere la tua mano, se tu sei concorde con questa consacrazione, se tu credi che Dio ha messo in te uno spirito e che questo spirito è uno spirito che benedice le persone, io ti chiedo, stendi la tua mano verso di loro e prega insieme a me per benedire la loro vita, che loro siano operai davanti a Dio, approvati. Amen. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento, Signore, voglio presentarti la vita di Alberto e la vita di Melia, Signore. Io ti chiedo, Signore, di stendere, Signore, la tua mano su di loro, Signore. Io ti chiedo, Signore, che ogni buona parola, Signore, che esce dal tuo trono possa, Signore, entrare dentro di loro. Che tu, Padre, possa cominciare ad agire in loro in un modo nuovo, Signore, con una nuova unzione, Signore. Io ti chiedo, Signore, che tu possa mettere in loro un sentimento, Signore, di operai approvati davanti a te, Signore.
Non davanti agli uomini, Signore, non davanti ai loro leader, ai loro pastori, non davanti ai loro fratelli, Signore, ma davanti a Te. Che Tu, Signore, possa essere il loro pensiero ogni giorno della loro vita, Signore. Che tutto ciò che facciano lo facciano per la Tua gloria, per il Tuo onore, Signore. Metti, Signore, la Tua mano, Signore, sulle loro teste, Signore. Metti la Tua mano sul loro cuore, Signore. Opera in un modo nuovo dentro di loro. Questa sera, Signore, noi Ti consacriamo Alberto e Melia come cooperatori separati per Te, santificati per la Tua opera. Che tutto ciò, Signore, che è nella Tua volontà possa essere fatto attraverso di loro. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Vorrei invitare anche qua in questo momento la cooperatrice Sonia. In Atti degli Apostoli al capitolo 6 c'è scritto così: pertanto, fratelli, cercate di trovare fra di voi 7 uomini dei quali si abbia buona testimonianza, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Questa è la parola di Dio quando la Chiesa cercava dei diaconi da consacrare al ministero. Quello che Dio ha parlato a me e ad Andrea in questi mesi è quello di separare Sonia al ministero di diaconessa all'interno della nostra Chiesa. Se tutta la Chiesa è concorde in questo momento, noi pregheremo perché questo avvenga. Sonia è una leader all'interno di questa casa, è una predicatrice all'interno di questa casa, è una persona che si è resa disponibile anche nelle piccole cose. Già conoscevamo lo Spirito Santo che dimorava in lei, non conoscevamo lo spirito di servizio che dimorava in lei, e lo Spirito Santo ci ha mostrato questo in questi mesi. Oggi noi consacriamo Sonia, diaconessa di questa Chiesa, per la gloria di Dio. Non posso rifiutare di parlare di Sonia. Amen. A Sonia un giorno mi ha detto, io ho visto che una tua amica ha detto che tu sei Isabel per lei, io ho visto che un'altra amica tua ti ha detto che tu sei la sua Ruth, vero? Io dovrei trovare qualcosa che tu sei per me. Ho detto, io so che cosa sono per te. Ho detto, per te io sono Elia, perché io sono sicura che lei farà il doppio di quello che Dio mi ha usato per fare in questa nazione. Io sono sicura di questo. È una cosa che io le ho già detto personalmente, e lo so quanto Dio ha una chiamata per lei. È una cosa che ho detto a lei quando lei era lì nella sala, che noi non siamo persone per trattenerli in chiesa. Anche se vogliamo che lei invecchi in questa chiesa qua, ma noi non tratteremo ciò che Dio vuole fare nella sua vita. Noi sappiamo che lei è nata qua, lei è cresciuta qua, ma noi sappiamo che quello che Dio ha per lei è molto grande, molto grande, molto grande. Quindi se Dio la vorrà usare con potenza qua, noi saremo molto più che felici, ma se Dio la vorrà portare per questo mondo, noi saremo molto felici, perché noi sappiamo che la nostra Sonia è volata. Amen. Amen. Sonia, io ti chiedo se puoi inginocchiarti.
e come prima invito tutta la Chiesa a pregare per lei. Facciamo questo come une in Cristo, che tutta la Chiesa possa consacrare in questo momento Sonia come diaconessa, possa accettarla come diaconessa della casa di Dio. Amen. Padre, nel nome di Gesù, Signore, io voglio in questo momento mettere davanti a Te la vita, Signore, di questa Tua figlia, Sonia, Signore. Io Ti chiedo, Signore, di guardarla in tutte le Tue vie, Signore, di continuarla a farla crescere, Signore, con una porzione abbondante del Tuo Spirito dentro di lei. Signore, quando Tu hai separato i diaconi nella Chiesa primitiva, Signore, Tu hai chiesto di trovare persone piene di spirito e di sapienza. Tu, Signore, hai visto questo in Sonia e per questo oggi è qua, Signore, per essere consacrata davanti alla Tua Chiesa, per essere separata, per essere usata solo da Te. Nel nome di Gesù, Signore, che continui, Signore, nel suo ministero di lideranza, che continui, Signore, nel suo ministero di predicatrice, che continui, Signore, in ogni ministero che Tu hai preparato per lei. Sappiamo, Signore, che questo è solo un primo passo per le cose grandi e importanti, per le cose nuove che Tu hai per la sua vita. E in questo momento, Padre, grazie allo Spirito Santo che viene da Te, noi consacriamo Sonia, diaconessa della Tua Chiesa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Abbiamo ancora un'ultima persona da chiamare qua. Io vorrei chiamare la diaconessa Cristiani. L'Apostolo Paolo nella lettera a Tito, al capitolo 2, scrive così: anche le donne anziane abbiano un comportamento conforme a santità, che non siano maldicenti né dedite al molto vino, che siano maestre del bene per incoraggiare le giovani. Nessuno sta dicendo che tu sei un'anziana, ma sicuramente quello che tu hai dimostrato in questa Chiesa è una grande maturità spirituale. È una grande anzianità spirituale. Quello che tu hai dato alla Chiesa in tutti questi anni e soprattutto quello che tu hai mostrato in questi ultimi tempi, come Dio ti ha usato in questi ultimi tempi, era Dio che ci stava dicendo: qui c'è una missionaria della mia casa. Oggi quello che, se la Chiesa è concorde, è nel nostro cuore di fare, è di consacrare te come missionaria di questa Chiesa. Amém. Amém. La Cris è stata presentata a noi da Dio. È stata presentata a noi da Dio perché noi andavamo a fare visite. Vero, amore? Noi arrivavamo lì e questa persona diceva: guarda, io ho avuto un momento di difficoltà, e la Cris mi diceva così: aspetta un attimo che tra 15 minuti io arrivo da voi. Andavamo da un'altra persona e questa persona dice: guarda che in tutto questo tempo la Cris mi chiama sempre, la Cris prega per me, la Cris viene qua. E noi andavamo da un'altra persona e detto: guarda Enrico, cosa sta facendo Dio? Dio sta presentando la Cris, la diaconessa Cris, come missionária della Chiesa. E noi siamo andati a fare una visita e questa visita ha generato un frutto grande. E dopo che sono arrivata a casa, la prima cosa che ho fatto è stato chiamarla e ho detto: guarda, ciò che tu hai seminato ha generato frutti. E non è perché noi siamo andati lì, no, perché tutti questi tempi tu hai agito come una missionaria nella vita di questa persona. E per questo noi onoriamo la tua vita, per quello che è successo, perché questo frutto è nato. E quindi il Signore ci ha presentato la Cris come missionária. Non siamo stati noi, ma ogni volta che noi andavamo da un posto, Dio ci presentava la Cris. E quindi la Cris è qui oggi, non perché noi abbiamo scelto noi, ma perché Dio ha scelto la Cris. E noi sappiamo che lei fa già questo lavoro nella Chiesa.
Amen. Stendete le vostre mani. Padre, nel nome di Gesù, noi sappiamo, Signore, quello che Tu hai fatto attraverso Chris in questi anni, Signore. E Tu sai, Signore, come Tu l'hai usata in questi ultimi mesi, Signore, in questo ministero missionario, Signore, nella vita di tante persone. Signore, Tu ce l'hai presentata come missionaria già da tanto tempo. Tu ci hai fatto vedere, Signore, tutto ciò che lei ha fatto, perché è vero che la salvezza si ottiene per fede, ma attraverso le opere che la nostra fede si vede. Io ti chiedo, Padre, in questo momento, santificala, Signore, consacrala per il ministero, Signore. Che lei possa essere una missionaria esemplare, Signore. Che le giovani, Signore, spirituali, guardando lei, possano vedere una persona a cui ispirarsi per poter dare il loro meglio nel regno di Dio, per poter fare le grandi cose che Tu hai preparato per loro. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento noi consacriamo Chris come missionaria della Tua Chiesa. Prendila, Signore, nelle Tue mani, custodiscila, Signore. Fai di lei il Tuo miglior vaso, che dovunque metta la pianta dei suoi piedi ogni cosa possa prosperare, Signore, perché Tu sarai con lei. Che ogni persona della Chiesa possa riconoscere in lei una missionaria, possa riconoscere in lei un esempio, possa riconoscere in lei una donna con un cuore conforme al Tuo, Padre, perché è così che Tu l'hai presentata a noi. Nel nome di Gesù, in questo momento tutta questa Chiesa unita in uno in Cristo ti presenta, Signore, cristiane, come missionaria del Tuo regno, nel nome di Gesù. Amen. Amen. La Chiesa è contenta di ciò che è successo questa sera. Io voglio dirvi, non portate invidia per loro, non abbiate nessun tipo di gelosia verso di loro. Se Dio ha usato loro così, userà anche ognuno di noi così. Io sono sicuro che Dio ha un qualcosa grande per tutti noi. Dio ha una cosa nuova per tutti noi. Io voglio darvi una rivelazione questa sera. Chi sa chi ha sconfitto Golia? Chi ha sconfitto Golia? Davide. E chi ha aperto il Mar Rosso? Chi ha aperto il Mar Rosso? Mosè. Mosè ha aperto il Mar Rosso. Chi ha buttato giù le mura di Gerico? Giosuè. Giacomo, chi ha buttato giù le mura di Gerico? Dio. È stato Dio. Chi ha aperto il Mar Rosso? È stato Dio. Chi ha sconfitto il gigante? È stato Dio. Ma la rivelazione più grande di tutte è che, come avete detto prima, è stato Davide a sconfiggere Golia. È stato Mosè a aprire il Mar Rosso. È stato Giosuè con il suo esercito a buttare giù le mura di Gerico. È stato Dio, ma Dio si è usato di ognuno di loro per compiere queste grandi opere per il suo regno. Dio non ha fatto tutto da sé. Dio ha usato ognuno di loro. Quello che Dio vuole fare in questo nuovo tempo, la nuova cosa che Dio vuole fare, è una cosa che per forza passerà attraverso di noi. Come Dio ha usato Davide per sconfiggere Golia, Dio userà John per fare grandi cose. Come Davide ha usato Mosè, come Dio ha usato Mosè per aprire il Mar Rosso, Dio userà Fabiana, Dio userà Alberto, userà Marcos. Come Dio ha usato Giosuè e il suo esercito per buttare giù le mura di Gerico, Dio oggi vuole usare Vittoria, vuole usare Zilda, vuole usare Renata, Luis, vuole usare Alex, Daniel, Leonardo, Eto. Dio vuole usare noi. Dio vuole usare noi.
La grande rivelazione è che Dio fa le cose, ma le fa attraverso di te, le fa attraverso di noi. Dio fa ogni cosa attraverso di noi. E io in questo momento voglio fare una preghiera per questo nuovo tempo e vorrei che ognuno di noi vivesse questa preghiera. Noi chiederemo in questo momento una nuova unzione da parte dello Spirito Santo nelle nostre vite, perché se noi vogliamo vivere un nuovo tempo, Dio farà qualcosa attraverso di noi. Non pensate che Dio ci farà vivere un nuovo tempo con noi che resteremo lì seduti ai nostri posti. No, questo non può avvenire. Dio ci farà vivere un nuovo tempo quando noi prenderemo la nostra fionda e andremo verso il gigante. Dio ci farà vivere un nuovo tempo quando noi prenderemo il nostro bastone e lo metteremo dentro il Mar Rosso. Dio ci farà vivere un nuovo tempo quando noi andremo a marciare intorno alle mura di Gerico. Ma finché noi non facciamo la nostra parte, finché noi non ci mettiamo in gioco, finché noi non ci consacriamo a Dio, finché noi non diamo il nostro meglio a Dio, Dio non ci farà vivere questo nuovo tempo. Io in questo momento voglio invitare il pastor Farinelli qua, la missionaria Andrea, e noi tre vogliamo pregare per ogni persona di questa chiesa. Io voglio chiedere a tutti quanti, tutta la chiesa, dopo il gruppo di Lode andrà a suonare, voglio che Nawan venga qua, voglio che quelli della regia vengano qua, anche Luis lascia pure il mixer, se il microfono non funziona non c'è problema, voglio che veniate tutti quanti qua uno alla volta e uno alla volta preghiamo per una nuova unzione nella nostra vita. Dopodiché faremo un'altra cosa, noi vedremo quello che Dio parla al nostro cuore, quello che Dio in questa preghiera mette nel nostro cuore, quello che Dio vuole che noi diamo a Lui in questo nuovo tempo, quello che Dio vuole che noi miglioriamo per Lui in questo nuovo tempo, quello che Dio vuole che noi consacriamo per Lui in questo nuovo tempo, che sia le nostre capacità, le nostre abilità, che sia il nostro tempo, che sia il nostro sforzo, qualunque cosa sia, che siano notti insonni in preghiera, che siano digiuni, qualunque cosa Dio metterà nel nostro cuore e noi andremo a scriverlo su quel cartellone là dietro e lo lasceremo lì affinché ogni giorno di questo nuovo tempo noi vedremo ciò che noi abbiamo detto a Dio che noi faremo. In cosa ci impegneremo per Dio, per far vivere un nuovo tempo a questa Chiesa, per far vivere un nuovo tempo non semplicemente a questa Chiesa, ma al regno di Dio su questa terra. Ciò che Dio vuole fare, lo farà attraverso di te. Amen. Io chiedo a tutti quanti di alzarci in piedi e una alla volta veniamo qua, facciamo 3 file, così facciamo in un modo più agile, ognuno di noi riceverà una preghiera affinché una nuova unzione di Dio possa essere versata sulle nostre vite. Dopo ci saranno 2 persone che vi aiuteranno là per scrivere le cose sul cartellone, ma in questo momento veniamo qua uno alla volta e cominciamo a pregare per questo, che Dio possa compiere una nuova azione dentro di noi, nel nome di Gesù. Amen.
posso. questo canto mio certo finirà, mentre tu, mio Dio, una fine avrai. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, perché ciò che ho è un alleluia, alleluia.
poco, lo so, che meglio da offrire amore. È un cuore che canta alleluia, alleluia. Oh, anima mia, non devi temere più, che ti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh, anima mia, non devi temere più, che ti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh, anima mia, non devi temere più, che ti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh, anima mia, non devi temere più, che ti saprai che vive un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, che ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, lo so, che meglio da offrire a un re. È un cuore che canta alleluia, oh, anima mia, non devi temere più, canti saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati, lodi a Dio. Oh, anima mia, non devi temere più, canti saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati, lodi a Dio. Oh, anima mia, non devi temere più, che ti saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Oh, anima mia, non devi temere più, che ti saprai che vivi un leone all'interno di te. Alzati, loda Dio. Le mie mani alzerò e loderò ancora te, e ciò che ho è un alleluia, alleluia. Sarà poco, lo so, meglio di offrire a un re. Ciò che ho è un alleluia, alleluia.
perciò sono nelle tue mani. Dal momento in cui mi alzo fino alla sera, io canterò la bontà del mio Dio. Sei fedele? Sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. Tu sei fedele. Sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio Dio. La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 Sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò La bontà del mio Dio. Sei fedele in ogni tempo. In ogni tempo tu sei buono con me. In ogni mio respiro io canterò la bontà del mio La tua bontà mi seguirà, Signore. 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 La tua bontà mi seguirà, Signore.
Amen. Scusate per l'orario, ma lo Spirito Santo sa di ogni cosa, sa di ciò che Lui aveva in mente per noi questa sera, e io credo che Dio abbia parlato con tanti di noi oggi. Vogliamo già concludere il nostro culto. Prima di finire però la Gabi dovrà cantarsi tanti auguri. Vieni Gabi, tutte le persone che hanno compiuto gli anni in quest'ultima settimana, se c'è qualcun altro. Daniel ha compiuto gli anni questa settimana, è vero? Daniel. Amen. Ci alziamo in piedi, facciamo quest'ultima preghiera, benediciamo le loro vite, poi benediciamo le nostre case e concludiamo il nostro culto. Padre, nel nome di Gesù, in questo momento mettiamo davanti a Te la vita di Gabriele, la vita di Daniel, Signore, che in questa settimana o oggi per Gabriele stanno compiendo un nuovo anno di vita. Padre, nel nome di Gesù, io ti chiedo, Signore, di visitare questa loro giornata, di visitare tutto questo loro anno, Signore, di accompagnarli, di renderli felici, di dargli tante gioie, tante soddisfazioni, tante realizzazioni, Signore, conforme alla Tua volontà, che ogni migliore benedizione che Tu possa propiziare per le loro vite. Io ti chiedo, questa Chiesa che è una in Cristo, ti chiede questa sera di donargliela affinché loro possano vivere un anno pieno di Te. Nel nome di Gesù, che loro benedici questo loro anno. Amen. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a voi, tanti auguri a te. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amen. Quel cartellone, quei bigliettini là dietro non spariranno. I bigliettini resteranno lì, il cartellone resterà lì. Perché ogni volta che Dio parlerà al tuo cuore, qualcosa che tu dovrai consegnare a Lui per questo nuovo tempo, tu prenderai la tua penna, tu prenderai un fogliettino e lo metterai su quel cartellone. Amen. Che Dio benedica la tua casa, che Dio benedica la tua famiglia, che Dio benedica la tua vita, che Dio possa farci vivere veramente questo nuovo tempo per la sua gloria e per la nostra gioia. E che l'amore di Dio Padre, che la grazia di Gesù Cristo e lo Spirito Santo di Dio siano con tutti quanti noi, e insieme possiamo dire Amen. Voglio chiedervi un ultimo piacere. È stato con noi oggi il pastor Farinelli, che è un nostro amico, ha dato una parola che sicuramente è arrivata a tutti i nostri cuori. Prima di andare via, io vi chiedo di andare a salutarlo, ringraziarlo, dargli una parola di benedizione, perché Dio l'ha portato qua per un proposito e questo proposito si è compiuto. Dopodiché possiamo già servirci al nostro buffet, già pregheremo e possiamo servirci. Come sempre io vi chiedo, ci sono qua il pastore Farinelli, il presbitero Claudio, lasciamo i nostri ospiti servirsi per primi, dopodiché andiamo anche noi a mangiare in un modo degno dell'essere figli di Dio.